Ad Agrigento al caos a 158 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, il prossimo 28 giugno sarà ripetuta la manifestazione Caddi come una lucciola. Ascoltiamo a tal proposito il professor Paolo Cilona al microfono di Angelo Roppolo. Ad Agrigento il prossimo 28 giugno, giorno del 158esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello, al Piazzale Caos. Alle 3 del mattino sarà ripetuta, come ogni anno, la manifestazione Caddi come una lucciola. Il professor Paolo Cilona. Credo che sia un'iniziativa importantissima ricordare la nascita di Luigi Pirandello e trovarci proprio dove lui nacque, ben 158 anni fa, ed è anche un modo per ripristinare davanti a quelle che è la partecipazione attiva degli artisti, degli scrittori, dei poeti che si presenteranno alle 3:30 del mattino per dare la loro disponibilità nel ricordo del grande drammaturgo agrigentino, come avviene in altre città italiane, Recanate per Leopardi ed altri importanti scrittori e autori. Noi abbiamo deciso ormai da diversi anni di rincontrarci proprio nelle prime ore dell'alba per ricordare il grande drammaturgo, perché lui nacque proprio alle 3:30 e donna Caterina Ricci Gramitto, la madre, era arrivata al Caos i giorni prima in attesa di dare al mondo il figlio Luigi. Quindi per noi agrigentini è un grande onore ricordare l'avvenimento storico. Consegnerete degli attestati anche alle persone che parteciperanno alla manifestazione? Quest'anno consegneremo a chi si presenterà la mattina delle 3:30 del 28 giugno al Caos un diploma cittadino del Caos, amico di Pirandello. È un modo per ricordare assieme l'avvenimento.